Di Gianni Sadocco, escursionista di Monselice, non si hanno notizie dal 12 novembre del 2020, quando era uscito in passeggiata al passo della Borcola, al confine tra Veneto e Trentino. Ieri sono riprese le sue ricerche. I vigili del fuoco del comando di Vicenza, con il personale del reparto volo di Venezia del nucleo SAPR, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, e con la collaborazione del personale del soccorso alpino e dei carabinieri, hanno effettuato delle ricerche mirate nella zona del Monte Pasubio. Dopo un briefing iniziale tra tutti i 25 soccorritori, presenti anche i familiari e i rappresentanti dell'associazione Penelope, 12 operatori del soccorso alpino sono stati portati in quota dall'elicottero Drago 149. Gli operatori si sono suddivisi in più squadre, verificando 2 canaloni, le cui coordinate sono state trovate nel computer dell'uomo e che fino ad ora non erano state controllate. Utilizzati anche sistemi di pilotaggio remoto, anche se le condizioni meteo ne hanno limitato l'uso. L'ultima squadra è stata recuperata in quota nel tardo pomeriggio dall'elisoccorso del Soccorso Alpino di Trento. Purtroppo le ricerche hanno dato esito negativo.